grazie per lasciarmi con le parole di un poeta, mi fa pensare. È stata usata molto la parola guardare oggi. Io avevo scritto un piccolo intervento che ho inviato all'ultimo momento, quindi parto da lì. E mi piaceva che ci avete chiesto di riflettere sulle parole, no? E allora in un primo momento ho pensato a riconoscenza. Oggi ci sono qui molti rappresentanti di teatri dell'Emilia-Romagna nei quali io e Luca Serrani abbiamo abitato. Non abbiamo un teatro, non abbiamo uno spazio, cioè abbiamo un teatro ma non abbiamo un luogo, quindi siamo stati ospiti, con alcuni ci siamo quasi sposati, come nel caso del Teatro Due Mondi, abbiamo trovato una casa e così a Sant'Arcangelo, cioè un luogo per lavorare. E quando lavori ti porti dietro tutto, ti porti dietro tutto quello che hai, tu sulle spalle ti porti tanto. E nella creazione di un'opera ti porti anche la condivisione di un processo. Quindi la nascita del nostro progetto, di cui oggi siamo stati invitati a parlare, che è nello specifico l'esperienza Sant'Arcangelo, è nata da una necessità che noi come compagnia, il nostro nucleo è molto piccolo, siamo una coppia d'arte e nella vita come molti, in Emilia-Romagna ma anche in Italia. E per lavorare però apriamo le domande, in particolare le apriamo al pubblico, quindi scegliamo di mostrare i lavori anche quando sono ancora in fase di ricerca e li apriamo anche nell'ambito dei laboratori, quindi in fase di studio. Crediamo nella nostra pratica che i laboratori siano un privilegio, cioè siano un'opportunità di studiare e, come si diceva, di incontrare delle persone, degli esseri umani, bambini, adolescenti e in qualche caso giovani attori e adulti. E l'esperienza che noi abbiamo a Sant'Arcangelo, creato 4 anni fa, è un'esperienza rivolta agli adolescenti, in particolare dai 14 anni ai 20, quindi giovani adulti anche. E l'abbiamo chiamata Let's Revolution perché questa parola che è tornata oggi, l'incontro nell'ambito del teatro con i colleghi, con gli operatori, con diciamo chi si occupa di questa zona è sempre sconvolgente e rivoluzionario, ma l'incontro con gli adolescenti lo è in maniera particolare perché ribalta le tue poche certezze. E questo progetto è nato e ha preso la forma, fra virgolette, stabile di piccola scuola e si è ripetuto nel corso del tempo ed è giunta quest'anno alla sua 4ª edizione. Questa esperienza ci ha poi portato ad abitare il teatro anche con un tempo più lungo e a creare una piccola, non la chiamo stagione perché si chiama fuori stagione, perché è semplicemente un desiderio di abitare il teatro in città per un tempo più lungo. Il primo appuntamento di questi 5 o 6 appuntamenti lo dedichiamo sempre a dei lavori creati da ragazzi, quindi da ragazzi giovani. Il primo è appena avvenuto, è stato molto apprezzato nel senso che è stato abitato da un pubblico di giovanissimi, quindi ragazzi delle scuole medie accompagnati dai genitori e ragazzi delle scuole superiori. In quell'occasione abbiamo riflettuto su questa parola, arte ed educazione, e a me quello che oggi è arrivata tanta ricchezza, tante diciamo, punti di vista differenti, e vorrei restituire alla fine di questo intervento quello che io e Luca abbiamo pensato riguardo alla nostra esperienza Sant'Arcangelo, che è abitare il teatro come luogo dove si fa silenzio. Ed è quello che
l'interrogativo che mettiamo dietro a tutto il nostro fare, cioè andare in scena significa vedere che cosa la scena ti restituisce quando fai qualcosa e anche il pubblico, quindi bisogna fare silenzio per poter ascoltare. E i ragazzi, quando tu li incontri, hai delle convinzioni, per esempio osservi i loro corpi, no? E ti parlano i corpi. Nel nostro lavoro il corpo porta tutto. Sei convinto e poi loro ti mostrano delle cose e tu dici, ma vedi, io non avevo saputo fare silenzio perché mi sembrava che il suo corpo mi dicesse delle cose, ma invece dietro c'è altro. Quindi è rivoluzionario e sorprendente l'incontro con i ragazzi, in questo caso, ma con l'altro, sempre. Questa esperienza di lavoro con i ragazzi ha, fra virgolette, successo, nel senso che sono molti, i ragazzi vengono i genitori, in città si è creato un fermento intorno a loro e questa è una cosa bellissima. E vogliamo rifugire dalla, come si dice, dall'utilizzare questo per altro, ma vogliamo dare valore all'esperienza con loro e sapere che è un'esperienza che ha una durata e che avrà una risonanza, ma che non va tenuta dentro dei confini, va tenuta aperta. Lavorare con i ragazzi ci ha fatto capire che tutti pensiamo di sapere cosa ci vorrebbe, no? Cosa ci vorrebbe per i ragazzi, cosa ci vorrebbe per i bambini, cosa ci vorrebbe per la società, cosa ci vorrebbe, come si fa uno spettacolo, come si dovrebbe fare, eccetera, cosa dovrebbero fare gli artisti. E invece ogni volta che si costruisce qualcosa con loro si capisce che dobbiamo ricominciare da capo. E allora la parola che io ho portato oggi è silenzio. E nel non luogo del teatro, perché il teatro, come si diceva, è un non luogo, perché il teatro appare, non sappiamo sempre dove, può apparire in luoghi differenti, si trovano due cose che adesso hanno un valore incredibile, il tempo e il silenzio. Noi possiamo portare questo, no? È un posto dove ancora si spengono i telefoni cellulari, dove si spegne la luce, dove prima di cominciare uno spettacolo, a volte, non sempre, c'è un tempo di silenzio. E io credo che questo, per chi viene a vedere e anche per chi lo fa, è un sollievo incredibile. È un momento rituale, prezioso, forte, che porta con sé qualcosa di più grande e che rende le condizioni necessarie perché qualcosa accada. I ragazzi, quando lavoriamo con i ragazzi, la prima cosa che ci dicono è che loro non sono abituati ad essere ascoltati, non c'è. Invece in teatro ci mettiamo in queste condizioni. E forse quello che tutti cerchiamo, pubblico, allievi, artisti, è quel momento di silenzio che c'è quando finisce un lavoro. Ci ho riflettuto molto su questo. Quando finisce un lavoro c'è un silenzio. È un silenzio proprio del corpo che lascia depositare qualcosa, quello che ha visto, quello che c'è anche alla fine, per esempio, delle prove, a volte c'è alla fine appunto di una sessione di laboratorio. E credo che questo è qualcosa che noi possiamo portare. Finisco con due domande. La domanda che rilancio è: che cosa dobbiamo lasciare fuori dai teatri perché si possano creare le condizioni essenziali alla loro esistenza? E l'altra domanda riguarda proprio, più che domanda è una riflessione, il motivo per cui oggi ci avete chiamato e per il quale sono state spese tante esperienze e tante parole: comunità. Io percepisco nel mio lavoro, in modi e forme differenti, questa incredibile, utopica sensazione di comunità. Ma io penso e mi ricordo sempre che è passeggera, che è un tempo, viene detta appunto
temporanea spesso, perché non si ripete con le stesse persone. E quindi, perché non si ripete? Perché una persona deve scegliere di venire a teatro, deve uscire, deve prepararsi, deve lavarsi, pagare il biglietto, venire. Un ragazzo deve decidere di venire a fare un laboratorio, questo non è scontato. Questo è un impegno molto, molto importante. Allora io credo che noi dobbiamo ricordarci che ci si sceglie e ci si deve tornare a scegliere, anche nel nostro lavoro, anche con i compagni di lavoro, no? Ci si sceglie e si decide di continuare a lavorare insieme, ma anche il pubblico sceglie di tornare, anche i ragazzi scelgono di tornare. Questo dà una transitorietà alle cose che ci fa riflettere, perché altrimenti diventa il rischio un po' di istruire, di creare anche fanatismo, passatemi questa parola, no? E io credo che se siamo lì, quando si fa qualcosa, è perché non ne possiamo fare a meno. Noi, artisti, operatori, critici, pubblico, allievi, si è lì perché si ama qualcosa e si è scelto di fare qualcosa. E nella parola temporaneo c'è anche però la parola tempo, e la parola tempo è qualcosa che noi abbiamo. Quando si fa un progetto, quando si realizza, è passato del tempo e quel tempo si deposita. Quando ho visto uno spettacolo, quando ho fatto un laboratorio, quando ho incontrato dei colleghi, quel tempo rimane nel mio corpo e si vede. È un tempo che ha una densità ed è un tempo che noi abbiamo passato con altri esseri umani. Ecco, nella nostra esperienza, l'esperienza di Sant'Arcangelo, di Let's Revolution, che poi si è aperta anche appunto a creare una piccola stagione, per incontrare dei colleghi, non per scegliere degli spettacoli, ma per invitare dei colleghi che noi crediamo possano muovere delle domande nel pubblico. È tempo, si traduce in tempo passato insieme a queste persone. E questa densità è quello che noi abbiamo e possiamo portare. Penso di aver finito.